Vi ringrazio tutti ancora e darei come da programma la parola a Alberto Negro, Veneto Agricoltura. Grazie Alberto. Bene, grazie Lucio, grazie di avermi invitato, ma soprattutto grazie di aver pensato voi, quindi l'Associazione delle Foreste di Pianura in collaborazione con Ethifor, di organizzare questo momento di informazione e di conoscenza di quello che stiamo portando avanti con la Regione del Veneto. Oltre a questi ringraziamenti con voi per il lavoro che state facendo anche oggi, desidero ringraziare una persona che in particolare a suo tempo ha voluto portare avanti in maniera molto determinata questo progetto, ed è l'ex assessore Forcolin. Gianluca Forcolin era stato coinvolto su questo progetto, assessore al bilancio della Regione Veneto della precedente legislatura, e si è dato molto da fare per trovare le risorse e per rifinanziare questa legge che ormai ha 17 anni, per diciamo riqualificare il territorio di pianura del Veneto. Questo è uno dei passaggi importanti sui quali la Regione con Veneto Agricoltura sta lavorando. Ha avuto un grande successo anche il progetto di Ridiamo il sorriso alla pianura padana. Vi confermo che l'anno prossimo, il 2021, sarà ugualmente rifinanziato, quindi i cittadini che non sono riusciti a portare a casa le piante quest'anno lo faranno l'anno prossimo. Sono tutti progetti che hanno una loro coerenza. Quello del sorriso della pianura era dedicato al cittadino, questo invece è dedicato alle pubbliche amministrazioni o alle associazioni che non hanno un carattere di impresa, e quindi è chiaramente specifico. Il bando è uscito in un momento a settembre, diciamo senza troppa enfasi, senza troppa pubblicità, però stiamo recuperando. State facendo un ottimo lavoro voi di informazione, ci sono diversi comuni che stanno aderendo e questo ci fa sicuramente molto piacere. Se non riusciremo ad impegnare tutte le risorse, 450.000 euro che sono a disposizione quest'anno, sarà fatto un nuovo bando. Però ecco, l'importante è che ci sia la volontà da parte dei comuni, delle associazioni, degli enti pubblici a voler cercare queste risorse per ridare un sorriso anche attraverso la legge 13 alla pianura padana. Quindi sono molto soddisfatto del rapporto che c'è stato con la Regione in questi ultimi 2 anni per quanto riguarda l'attenzione alle foreste di pianura. Credo che altrettanto possa esserlo anche il presidente dell'Associazione delle Foreste di Pianura, e Veneto Agricoltura farà sempre il possibile perché questi progetti possano trovare finanziamento e consenso sul territorio. Grazie a tutti e complimenti per quello che state facendo. Grazie, ringraziamo ancora Alberto Negro, Veneto Agricoltura. Prima di dare la parola a Stefano Pellizzon, Presidente dell'Associazione Forestale di Pianura, ricordo anche agli ultimi arrivati le poche buone regole. Tenete il microfono muto, non potete anche fermare il vostro video qualora la connessione sia lenta. Vi ricordo che registreremo questa chiamata per poter renderla possibile la visione anche a chi oggi non è qui presente, ma sono molte le realtà associative, comuni che ci hanno segnalato il loro interesse a partecipare al bando. Detto questo, passo la parola a Stefano Pellizzon, Presidente dell'Associazione Forestale di Pianura, che vi spiega bene qual è l'importanza delle foreste di pianura, ma soprattutto anche l'importanza di gestirle bene dopo averle piantate. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, innanzitutto al direttore di Veneto Agricoltura, l'ingegnere Alberto Negro, e anche al dottor Federico Correale Santa Croce, che appunto rappresenta Veneto Agricoltura e ci parlerà poi nello specifico del bando, oltre ovviamente a Ethifor e a tutti voi che siete presenti. Come si diceva, è un bel lavoro di squadra e l'obiettivo che abbiamo tutti, e anche l'associazione, perché ovviamente lo porta nel nome, no? Associazione Forestale di Pianura, è quella di fare in modo di il più possibile
di implementare quelli che sono i boschi non solo nella nostra regione, noi adesso non abbiamo più questo carattere puramente regionale, ma in tutta Italia. Ovviamente poi è importante anche fare in modo che ci sia una buona gestione. Infatti l'associazione nasce nel 2002 come associazione forestale del Veneto Orientale, nel 2015 diventa associazione forestale di Pianura e da allora siamo passati da 8 a 23 soci, da circa 300 ettari rappresentati a oltre 2200, con presenza, per quello che dicevo prima, non solo più in Veneto, ma in Lombardia, Friuli ed Emilia Romagna. Ecco, la domanda che, diciamo, l'oggetto del mio intervento riguarda appunto come dare valore alle nuove foreste. Ecco, io penso che innanzitutto bisogna farlo riconoscendo quello che è il valore intrinseco dei boschi e quindi la loro importanza in sé. Per questo noi abbiamo certificato tutti i nostri boschi con lo standard FSC per una gestione forestale sostenibile, affinché ovviamente questi beni possano essere patrimonio di tutti, per tutti e per sempre. Sul finire del 2018 i nostri boschi, insieme al gruppo di certificazione ValPlus, sono stati i primi al mondo ad essere certificati per i servizi ecosistemici e quindi sono stati valutati nel calcolo di quello che è la conservazione, cioè i benefici che apportano rispetto alla conservazione delle specie animali e vegetali, al miglioramento della qualità e della quantità dell'acqua, all'aumento della stabilità dei nutrienti e del contenuto del suolo, aumento dello stoccaggio e sequestro del carbonio, cioè quindi gli effetti, diciamo, riguardanti la CO2 e anche il miglioramento dei servizi turistico-ricreativi. Ecco, dal 2011 ad oggi sono stati raccolti più di 2,2 milioni di euro per i soci di Associazione Forestale di Pianura tra fondi privati e pubblici. Inizialmente più pubblici, ora anche molto di più privati, e questo perché? Proprio perché con questo tipo di certificazioni a cui facevo riferimento prima, siamo riusciti anche, oltre, come dicevo, a dare un valore intrinseco che è fondamentale al bosco, ma siamo anche riusciti a fare in modo che questo possa prendere anche un valore economico. Ne è un esempio il fatto che poi questi boschi li possiate trovare su una piattaforma che si chiama wownature.eu, dove lì è possibile per il cittadino o l'impresa decidere di o piantumare un nuovo bosco, oppure, dell'aspetto di cui stavamo proprio parlando ora, prendersi cura dei boschi esistenti. Quindi, per esempio, visto che siamo in prossimità del Natale ormai, invece di fare molti regali poco utili, potremmo, come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, concentrarci e decidere di regalare a un amico, a un conoscente, ai colleghi diciamo, l'adozione, ecco, se vogliamo dire così, di un albero, magari in un bosco che abbiamo vicino a casa, perché quella operazione, che è innanzitutto anche un ragionamento rispetto a quello che sono la nostra impronta carbonica, e quindi per la quale dovremo cercare ovviamente di migliorare. Non lo si fa solo adottando boschi, ovviamente bisogna essere, dico sempre, conseguenti con le proprie azioni. Come dire, non possiamo lavarci la coscienza solo piantumando o adottando gli alberi, dobbiamo fare tutta una serie di cose. Però questo è anche un aspetto fondamentale e per questo, quando adottiamo questo albero, facciamo sì che le risorse di quel nostro gesto vadano nella direzione, poi vengano portate a chi gestisce questo bosco per mantenerlo in ordine, per fare sì che sia fruibile e ovviamente, come dicevo prima, anche fonte per tutti anche di benessere, oltre che ovviamente di una valutazione positiva più complessiva. Per cui ecco, io molto velocemente, visto che avevo 5 minuti, questo è diciamo un po' il ragionamento che volevo farvi, per cui in pochissime parole il ragionamento è fatto su diciamo, un passaggio che non è più quello solo delle risorse pubbliche, che sono fondamentali, cioè quello che si diceva prima, quindi l'importante apporto che sta dando la Regione sia con la legge 13 che con anche vediamo il sorriso della Pianura Padana, ma c'è anche la possibilità di trovare un mondo privato che vuole finanziare questi interventi. Ecco, grazie.
Grazie mille, Stefano Pellizzon, presidente dell'Associazione Forestale di Pianura. Ora passiamo a capire, bene, abbiamo finalmente, dopo un po' di anni che aspettavamo, delle risorse per poter realizzare nuove foreste, nuovi parchi, essenzialmente piantare nuovi alberi in Veneto. Chiedo quindi a Federico Coreale, di Veneto Agricoltura, di dirci in maniera sintetica quali sono i paletti da rispettare per portare a casa questi bandi, qual è la scadenza, quali sono i requisiti tecnici dei progetti, cosa è ammissibile e cosa no, così che abbiamo un quadro quanto più rapido. Chiaramente poi si fa sempre riferimento al bando ufficiale per non perdersi aspetti, ma sicuramente avere una voce di un esperto come Federico sul tema ci può aiutare sinteticamente a capire se le aree di nostro interesse possono essere finanziate o no. Ultimo avviso, visto che ci sono sempre nuovi iscritti che entrano, adesso vi ricordo sempre le 3 buone regole: tenere il microfono muto, se avete domande fatte nella chat, e vi ricordo che stiamo registrando questa videochiamata per poter poi rendere noto quello che ci diciamo anche a tutte le persone che oggi non possono essere presenti, scusate, in questo momento. Federico, a te la parola, dici tutto quello che sai sul bando della legge 13, grazie. Grazie Lucio, grazie a tutti per la partecipazione. Come sapete, Veneto Agricoltura è incaricata come agenzia regionale della gestione sia degli aspetti di valutazione tecnica sia degli aspetti di gestione amministrativa di questo bando della legge. Ricordo che la legge 13 del 2003, come è stato già detto, non vede aperture di bandi da parecchi anni. Dal 2003 sono stati fatti 5 bandi di apertura, l'ultimo però risale a 13 anni fa, quindi sono sintomatiche 2 cose. La prima è che il Veneto in qualche modo ha anticipato quello che sta avvenendo in questi anni relativamente al ritorno dei boschi in pianura. Ricordo anche alcuni passaggi importanti come la Carta di San Domingo, che molti di voi conosceranno, e si arriva a questo nuovo bando voluto dalla Regione che consente di rifinanziare una legge importante che sostanzialmente già da allora ipotizzava un ritorno, direi quanto più massiccio possibile, di superfici boscate nella nostra pianura. La legge prevede all'articolo 1 le finalità, ovvero la promozione di realizzazione di boschi nel territorio di pianura. Questo lo sottolineo perché per quanto poi ci siano diverse tipologie, come avrete visto, sono finanziati anche i parchi urbani, però l'obiettivo, diciamo la filosofia di fondo della legge resta comunque quella del ritorno del bosco, quindi di questa tipologia di copertura nella nostra pianura. Come detto, il nuovo bando è stato pubblicato non da molto. Do i numeri: la DGR che approva il bando è la 1242 del 1° settembre di quest'anno ed è stata pubblicata nel BUR 141 del 18 settembre del 2020. La scadenza è di 90 giorni, quindi facendo un po' di conti, l'ultimo giorno utile per presentare le domande di contributo è il prossimo 17 di dicembre. Ecco, il bando si compone di alcuni documenti, ovviamente il testo del bando stesso, più un allegato A, un allegato B che è il modello di domanda, l'allegato C che sono delle linee guida tecniche per la realizzazione dei boschi e l'allegato D che non interessa tanto al pubblico, che è la convenzione fra Regione Veneto e Veneto Agricoltura per la gestione appunto del bando stesso. Ecco, venendo alla deliberazione della giunta regionale, la 1242, questa approva appunto una serie di documenti. Il documento principale è appunto il testo del bando che poi è stato pubblicato. Ricordo che quello che è scritto nel bando è prescrittivo, ovvero tutto ciò che è scritto lì dentro bisogna rispettarlo alla lettera. Le linee guida a cui poi accennerò fra breve sono un'indicazione, direi abbastanza stretta ma non prescrittiva, di come realizzare il progetto e gli impianti.
È chiaro che nel momento in cui il progetto si dovesse discostare molto da queste modalità andrà valutato in ogni caso, cioè c'è una certa libertà al progettista di fare il suo mestiere, per intendersi. Ma siccome quando si parla di boschi di pianura i concetti di fondo devono essere compresi da tutti, in questo documento ci sono alcuni elementi di tipo tecnico e di tipo amministrativo che fanno da guida per la realizzazione del progetto. Ecco, parliamo di boschi, parliamo quindi di impianti arborei, ma anche con una componente arbustiva consentita, quindi impianti arboreo-arbustivi, dove evidentemente la copertura arborea deve essere prevalente in termini di assetto della superficie rimboschita, i luoghi, l'ambito territoriale, quello dei comuni di pianura. Parliamo di boschi di pianura e quindi la legge definisce bene le aree dove si può intervenire sono i comuni di pianura, così come definiti dalla classificazione Istat, per intendersi quei comuni che hanno la maggior parte del loro territorio al di sotto dei 100 metri sopra il livello del mare. Nel caso appunto di comuni che ricadono parzialmente in terreni di montagna si fa proprio un calcolo della superficie che ricade all'interno al di sotto dei 100 metri, quindi si definisce se il comune è ammissibile o no come area. I soggetti richiedenti. I soggetti richiedenti sono tre tipologie. Le amministrazioni pubbliche, evidentemente in primis le amministrazioni comunali, ma non solo. Il bando parla esplicitamente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,2 del decreto 30 marzo 2001 165 e seconda categoria i consorzi di bonifica. Terza categoria le fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute ma non aventi carattere di impresa. Ecco, quindi è consentito anche a un'associazione non riconosciuta di fare domanda di contributo. Adesso io non elenco ovviamente tutti i criteri che voi trovate nel bando, focalizzo soltanto alcuni elementi che so per esperienza nostra dei precedenti bandi che si sono rivelati più critici, tra virgolette, quindi quelli un po' più stringenti. L'elemento chiave è la proprietà, ovvero chiunque faccia domanda deve avere il titolo di proprietà delle superfici di terreno dove verrà realizzato il nuovo bosco. Non sono consentite, ad esempio, soluzioni come il comodato, pur se a lungo termine, che in prima battuta invece era stato previsto come consentito. In questo caso invece il bando nuovo richiede il titolo di proprietà in maniera esplicita. Altri elementi chiave sono le tipologie di interventi ammissibili, punto 3 del bando. Gli interventi finanziati con questo bando sono 3, la legge ne prevede anche altri, ma dà la facoltà alla Regione in ogni bando di attivare soltanto alcune delle tipologie. Le 3 tipologie attivate sono l'impianto di boschi di pianura, la realizzazione e l'ampliamento di boschi periurbani e la realizzazione di parchi urbani. I riferimenti sono sempre all'articolo 4 della legge 13. L'altro elemento chiave è che gli interventi che vengono effettuati con questa legge non sono da considerarsi bosco ai sensi della legge forestale regionale. Quindi da un certo punto di vista noi abbiamo un vincolo in meno. Ecco, questo è un elemento importante, anche se poi c'è un impegno di mantenimento lungo nel tempo. È chiaro però che questi non sono terreni che cambiano destinazione d'uso in maniera perenne. Ecco, un altro elemento importante sono le risorse finanziarie. La Regione per questo bando ha messo a disposizione 450 milioni, scusate, questo devo staccarlo, eccolo qua, 450.000 euro che sono stati messi a disposizione per questo bando. È chiaro che questi denari sono disponibili fin da subito tutti e consentono l'erogazione di un contributo ai sensi della legge fino al 70% della spesa ammissibile.
Per chi chiede, ed è ovviamente importante per le pubbliche amministrazioni, relativamente all'IVA, che cosa si considera, ecco, per tutte le amministrazioni per le quali l'IVA non è detraibile, cosa che va ovviamente poi dichiarata e provata in sede di presentazione della domanda, l'IVA è compresa nel finanziamento, quindi è in qualche modo computabile all'interno di questo 70%. Ecco, quali sono poi gli elementi chiave per la valutazione dei progetti? In ogni caso, ogni progetto che sia ritenuto valido viene valutato secondo uno schema che è riportato nel bando. Gli elementi che vengono valutati sono l'estensione dell'area di progetto, viene privilegiato ovviamente le aree più grandi, quindi i boschi potenzialmente più impattanti da un punto di vista positivo sul territorio. Secondo parametro, la presenza di siepi come elemento di connessione ecologica sul territorio. Terzo elemento, la presenza di boschi preesistenti adiacenti o a poca distanza dal nuovo bosco che verrà realizzato. Non riesco a eliminare, scusatemi, ma non riesco a eliminare la suoneria del telefono. Altro elemento è un parametro particolare che era stato messo a punto dalle prime linee guida, che avevamo definito come idroefficacia. Si è riconosciuto nelle linee guida, fin dalle linee guida originarie, l'importanza del fattore idrico, quindi della presenza di corsi d'acqua in termini di arricchimento di biodiversità e di possibilità di interazione ecologica sul territorio, quindi la presenza di corsi d'acqua è un altro elemento che viene valutato positivamente ai sensi della valutazione dei progetti. Non vi descrivo nel dettaglio i punteggi che potete ovviamente vedere nel bando, appunto. Alla fine, ultimo elemento, viene valutato positivamente anche la presenza di SIC ZPS all'interno o vicino all'area di impianto, quindi le aree che sono già state censite nella rete Natura 2000. Per quanto riguarda i parchi urbani, l'unico parametro in più che viene valutato è la superficie, ovvero per superfici maggiori di 5 ettari si ha il massimo punteggio per la realizzazione di parchi. Ecco, tengo a precisare, lo vedrete poi, ma lo anticipo già fin d'ora, che nella categoria parchi urbani comunque la legge non viene nella legge non viene a mancare la filosofia di fondo, ovvero la legge non serve per realizzare dei nuovi parchi urbani, ma serve per realizzare la componente arborea e arbustiva dei nuovi parchi urbani. Quindi il progetto potrà essere arricchito da tutto ciò che usualmente si trova in un parco in contesto urbano, quindi la viabilità, le panchine, eccetera, eccetera, che tra l'altro concorrono anche in termini di valutazione della superficie dell'intervento, che come abbiamo visto in questo caso è anche un parametro di valutazione, ma tutti questi elementi non possono essere finanziati ai sensi della legge. La legge finanzia solo la parte relativa all'impianto di alberi e arbusti. Ecco, questo per quanto riguarda gli elementi chiave del bando. Passando all'allegato C, l'allegato C sono le linee guida. Queste danno una serie di indicazioni. Come detto, non sono prescrittive, ma ve lo dico subito, è chiaro che per noi sono un elemento importante di valutazione dei progetti. Se vengono effettuate delle scelte tecniche che si discostano molto da questo, ci riserviamo di valutare insieme ai progettisti la validità o meno delle scelte fatte. Le linee guida sono state stilate anche, lo dico molto sinceramente, sulla linea dell'esperienza ormai pluridecennale di Veneto Agricoltura nell'ambito della realizzazione dei boschi di pianura. Ci sono delle tecniche molto codificate che noi abbiamo riportato in qualche modo in questo documento. Le linee guida allegate all'ultimo bando sono leggermente diverse da quelle che trovate nei bandi precedenti, quindi chi aveva la documentazione precedente è invitato a vedere quest'ultima versione che è stata aggiornata
anche per quanto riguarda i modelli e i moduli proposti, che sono sempre indicativi, come detto, ma che nell'ultima versione delle linee guida fanno proprie anche alcune delle esperienze che abbiamo accumulato negli ultimi anni. Qui essenzialmente si dà un'indicazione di come dovrebbe essere strutturato il progetto, questo a favore sia del progettista che anche nostro in termini poi di facilità di valutazione. Sono elencati alcuni elementi chiave che devono comunque essere dentro al progetto: le specie e i moduli utilizzati, la loro precisa localizzazione, la descrizione delle caratteristiche del materiale vivaistico utilizzato. Anche su questo tema c'è un paragrafo che approfondisce molto bene gli aspetti di tipo sia tecnico che genetico, le tecniche di impianto previste, l'indicazione degli interventi di manutenzione post-impianto. Sono importanti questi, seppur non fisicamente finanziati dentro al progetto, però per noi sono un elemento di garanzia di mantenimento poi nel tempo dell'intervento. E poi ovviamente un computo metrico estimativo dettagliato. Qualcuno mi ha chiesto di intervenire sul termine che compare nel bando progetto definitivo. Mi si chiede se il progetto definitivo è tale così come definito nel codice degli appalti e dei lavori pubblici. Ecco, la legge fa riferimento alle linee guida, quindi il progetto deve essere stilato come indicato nelle linee guida che sto descrivendo. Se andate a vedere però i contenuti essenziali del progetto definitivo ai sensi del codice, non è che ci stiamo tanto lontani. È chiaro che vanno adattati a una tipologia progettuale che è quella della progettazione di un bosco, che non è quella di un intervento edilizio piuttosto che di una grande opera. Però tutte e due le indicazioni sono valide. Ecco, io direi che in ogni caso si parla di progetto definitivo, ovvero di un progetto che per passare all'esecutivo non richiede modifiche sostanziali. Ecco. La struttura del progetto viene adeguatamente descritta. Come detto, non è prescrittiva, ma è abbastanza completo l'indice che viene proposto, e vi è poi un prontuario tecnico. Questo sì è importante perché c'è la lista delle specie ammesse. Al di fuori di questa lista non è possibile intervenire, anche perché la legge esplicita chiaramente che si possono utilizzare solo specie autoctone o naturalizzate. Qui si dà un'indicazione non solo dell'elenco delle specie, ma anche degli ambienti dove sarebbe preferibile utilizzarle. Sono indicazioni di larga massima, ma che possono essere interessanti per il progettista. Vi è poi una descrizione delle densità e dei sesti d'impianto, corredata anche da alcune immagini, alcuni schemi di impianto indicativi. Sono schemi molto sintetici, grafici, che però danno un'idea sia delle distanze da tenere dalle specie principali, sia di alcune delle possibilità di mix e di abbinamento fra la componente arbustiva e quella arborea. Come detto, poi c'è un approfondimento sulla tipologia del materiale vivaistico. Per realizzare boschi di pianura si utilizzano materiali giovani di 1-3 anni, preferibilmente in contenitore. Questo ve lo dico per un motivo molto semplice, che l'esperienza mia dice che quando si ottengono contributi con questa legge non si riesce a sapere con precisione prima quando si riuscirà a piantare. O meglio, qui c'è una scansione di tempi abbastanza precisa nel bando. Però non è detto che poi si venga a cascare nel periodo che è quello ideale per l'impianto di specie a radice nuda, ad esempio. Come ben sapete, la piantina in contenitore consente una maggiore elasticità relativamente all'epoca di impianto. Vi è poi una particolare attenzione alla provenienza, in quanto noi stiamo realizzando boschi che saranno paranaturali in futuro, e quindi il materiale utilizzato, una volta fertile, andrà in qualche modo a interferire con ovviamente quello dei boschi già preesistenti. E quindi per evitare fenomeni di inquinamento genetico dovuti a provenienze non idonee, si prescrive l'utilizzo di materiali di provenienza geneticamente idonea, quindi possibilmente dalla rete dei boschi da seme del Veneto o del Nord Italia, nel nostro caso. Vi sono poi ulteriori particolari relativamente alla tecnica di impianto. Le tecniche di impianto indicate qui sono molto molto codificate, sono quelle anche utilizzate peraltro da Wow Nature e da Etifor negli impianti che sta realizzando in diverse amministrazioni del Veneto.
Ecco, un particolare che io mi sento di sottolineare è questo. La tecnica di impianto che viene indicata, che è la tecnica su pacciamatura, sia su film che su pacciamatura localizzata, è una tecnica molto molto codificata. Se si sceglie quella tecnica, il mio suggerimento è quello di applicarla in maniera rigorosa, ovvero tutti i passaggi devono essere realizzati così come descritti nelle linee guida, perché ogni passaggio è frutto di purtroppo esperienze, errori che negli anni abbiamo compiuto tutti nella realizzazione dei boschi che oggi già possiamo in parte vedere sul nostro territorio. Ecco, io concluderei qua. In ultimo c'è la tabella dei costi massimi, ci si rifà evidentemente al prontuario regionale per la realizzazione degli interventi di imboschimento. Rispetto ai bandi precedenti è stato leggermente aumentato il tetto per ettaro, che adesso è di 10.500 euro sostanzialmente. Se non ricordo male era di 8.000 o di 7 o di 8.000 nei precedenti bandi. È una somma non eccessiva ma sufficiente per realizzare un intervento discreto. Ma su questo penso che Lucio potrà approfondire molto, perché l'approccio di Etifore e di Wow Nature è un approccio molto originale, anche se vogliamo innovativo su questo fronte. Ecco, io chiuderei. Ottimo, grazie Federico. Giusto per ricordare le 3 cose importanti che hai detto, quindi la scadenza 17 dicembre, abbiamo 3 tipologie di beneficiari che devono essere proprietari delle aree, sono proprietari pubblici, vedi per esempio comuni, consorzi di bonifica o associazioni, fondazioni no profit. E correggimi Federico, c'è un'area minima al di là delle valutazioni del punteggio che uno prende quando presenta la domanda? C'è un'area minima per cui si può presentare domanda o no? Sono i 5 ettari. Perfetto. Accorpati, ecco, per accorpati dico subito questo, che siccome si creano poi una serie di situazioni estremamente variegate, in sede poi di valutazione noi troviamo le cose più strane, perché il bando cita elementi di connessione biologica ed ecologica, ovvero le aree possono essere anche leggermente disgiunte a patto che vi siano elementi di connessione ecologica che le collegano. Cosa che è ben descritta nel bando, ad esempio corsi d'acqua, boschi preesistenti, siepi, eccetera, eccetera. È chiaro che 2 aree distanti chilometri una dall'altra non potranno essere considerate accorpate, anche se collegate ipoteticamente da una rete di siepi, ma questo tipo di valutazioni vengono fatte con la filosofia comunque di cercare di consentire la realizzazione di questi interventi, perché l'accorpamento dei 5 ettari non è sempre facile da ottenere. Ok, ottimo. Chiudiamo quindi, vi ringraziamo per la partecipazione. Le domande non risponderemo qui per questioni di tempistica, perché stiamo registrando, ma vi manderemo il link alla pagina dove troverete tutte le domande e risposte. Aggiungo solamente una informazione che vedete su questa schermata, ok? Chi quindi vuole presentare la domanda, per velocizzare il processo, Etiffor mette a disposizione tecnici forestali, agronomi iscritti all'albo che possono darvi una mano a presentare la domanda. Quindi bisogna andare su questo link alla pagina Wow Nature, c'è una sezione, hai un'area verde, è una sezione a fondo pagina, c'è un breve questionario che ci permette di identificare il progetto e quindi di rispondervi in maniera organizzata. Questo anche perché molto spesso noi abbiamo cittadini e imprese che vogliono cofinanziare questi interventi, quindi come avete capito, come diceva Correale, sono all'incirca 10.000 euro complessiva la spesa, significa sono circa 7.000 euro ettaro il contributo che arriva, che è sufficiente per progettare e piantare un bosco, ma non per mantenerlo. Ecco che con il cofinanziamento delle aziende e cittadini privati possiamo portare quelle risorse necessarie a fare una buona gestione duratura e anche magari a metterci qualche chicca all'interno delle foreste ulteriore. Quindi chi volesse presentare aree
il suggerimento che vi posso dare per rispettare la tempistica del bando, ripeto, andare sulla pagina Wow Nature, c'è una sezione che vedete in questo link, hai un'area verde, ve l'avevo scritto anche nella chat, o potete andare nella pagina Wow Nature, a fondo pagina trovate il link all'area Hai un'area verde e lì c'è un questionario da compilare. Ringrazio tutti i presenti, vi ringrazio perché siete stati molto diligenti nel rispettare le tempistiche. Ringrazio Alberto Negro, Veneto Agricoltura, per l'introduzione, Stefano Pellizzon, Associazione Forestale di Pianura, per spiegarci l'importanza della buona gestione duratura. Ringrazio Federico Coreale per averci dato tutti i dettagli tecnici del bando. Ringrazio anche Riccardo Darè di Etifor, che ci ha dato tutto il supporto tecnico per il buon svolgimento della chiamata, e ci vediamo in bosco. Grazie a tutti e buona giornata.